La Corte dei Conti regionale ha aperto un'indagine sui fondi di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi fino alla mezzanotte e le raccomandazioni del sindaco Miccichè. Mozione di sfiducia presentata oggi da 8 consiglieri comunali di Realmonte verso il sindaco Lattuca. Solenne pontificale ieri in cattedrale per la festa di San Gerlando celebrato da Monsignor Paolucci Bedini. L'olio per la lampada votiva quest'anno è stato offerto dalla comunità agrigentina. Presentate già oltre 10.000 richieste per accedere al reddito di povertà, i fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Intervento presso l'ospedale di Canicattì, impiantato un pacemaker ad un uomo di 103 anni. La CGIL di Agrigento invia una lettera al direttore dell'ASP segnalando le criticità del parcheggio dell'ospedale San Giovanni di Dio. Consuntivo dell'attività gestionale del presidente uscente del GAL Centro Meridionale Sicilia, Maria Grazia Brandara. José Curà, tenore argentino, si esibirà sabato prossimo al Teatro Pirandello, insieme a lui il tenore giapponese Erika Sumiyoshi. Protesta dei tifosi della curva sud dell'Agragas, non entreranno allo stadio fino al termine del campionato. Ad Aragona, presentato il nuovo allenatore della squadra di calcio, è Mauro Miccichè. Buongiorno, benvenuti al nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, mercoledì 26 febbraio. Capitale della Cultura, Agrigento 2025. La Corte dei Conti regionale apre un'inchiesta sulla gestione dei fondi, il servizio. La sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana ha deliberato di avviare un'indagine sulla gestione delle risorse destinate alle iniziative per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione del programma Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, una decisione che fa riferimento, sottolinea il testo, alla circostanza che è in corso di deposito e pubblicazione la delibera della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025, la quale contempla espressamente il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socioculturale delle comunità territoriali. I giudici contabili, magistrati relatori Giuseppe Di Prima e Salvatore Pilato hanno disposto che a cura del servizio del supporto della sezione di controllo copia della pronuncia, si legge nella delibera, sia trasmessa al Presidente della Regione, all'Assemblea regionale siciliana, all'assessore regionale alla cultura, al sindaco di Agrigento, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Agrigento, copia della delibera inviata per conoscenza anche al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Interno. Il sindaco avvisa alla cittadinanza che la Direzione della Protezione Civile ha diramato un avviso per rischio meteo idrogeologico, allerta gialla con condizioni meteo avverse con validità fino alle ore 24 di oggi 26 febbraio. Il sindaco invita pertanto la cittadinanza alla prudenza, in particolare limitare gli spostamenti, non sostare sulle passerelle o i ponti, evitare di occupare la carreggiata di strada che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori, non tentare di arginare la massa d'acqua, spostarsi ai piani superiori, non percorrere un passaggio, guado o sottopassaggio durante un evento piovoso, allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli, non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un'alluvione, evitare di verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale, in particolare nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. Una mozione di sfiducia è stata presentata verso il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, nella mattinata di oggi da 8 consiglieri comunali, tra cui il Presidente del Consiglio, Irene Pilato, il nostro servizio. Una mozione di sfiducia è stata presentata verso il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. L'atto è stato notificato in data odierna da 8 consiglieri comunali di Realmonte,
tra cui il Presidente del Consiglio Irene Pilato. Tra le motivazioni, il disaccordo politico, le divergenze di orientamento tra il sindaco e la maggioranza dei consiglieri comunali, la mancanza di una chiara direzione politica e amministrativa e il venir meno in molte occasioni della partecipazione democratica nelle scelte di interesse collettivo. Altro punto è la gestione inefficace amministrativa, finanziaria e politica del comune da parte del sindaco, con particolare riferimento alla situazione di disavanzo di bilancio che evidenzia una mancanza di pianificazione e controllo adeguato delle risorse finanziarie. Quindi la perdita della maggioranza consiliare, palese in considerazione della mancata apertura delle sedute di consiglio per mancanza di numero legale, che ha reso impossibile l'adozione di decisioni e azioni politiche non condivise dalla maggioranza dei consiglieri, compromettendo il buon governo del comune, oltre a determinare in blocco le attività amministrative con conseguente stato di paralisi. Pertanto gli 8 consiglieri comunali chiedono al Consiglio di approvare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Lattuca al fine di ristabilire l'efficienza e la trasparenza nella gestione amministrativa ricorrendo a una nuova consultazione popolare. Agrigento ieri ha celebrato la festa di San Gerlando, patrono della città dei templi e di Porto Empedocle. Il servizio. Agrigento ha celebrato la festa di San Gerlando, patrono delle città dei templi e di Porto Empedocle. Ieri pomeriggio, presso la cattedrale, si è svolto il solenne pontificale presieduto da Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, città di Castello, assente il cardinale Don Baldo Reina, come preannunciato, rimasto a Roma per celebrare una messa speciale per la salute di Papa Francesco. San Gerlando, vescovo di questa chiesa, in un tempo sicuramente difficile, ma anche un tempo di rinascita per la Chiesa, per la città e la diocesi, questo esalta la sua figura. San Gerlando ha aiutato gli altri, è un esempio che passa i secoli e giunge fino a noi perché abbiamo bisogno di rinnovare la nostra fede. In questo momento una preghiera per Papa Francesco che possa tornare tra noi. Questo quanto affermato dal vescovo Paolino Beducci. Questo quanto affermato dal vescovo Paolucci Bedini. Durante la messa è stata accesa la lampada che custodisce l'urna con le reliquie di San Gerlando. La fiamma, alimentata dall'olio che ogni anno una comunità della diocesi offre, quest'anno è stata quella di Agrigento, con il capo, il sindaco Francesco Miccichè, ad offrire l'olio, quindi la preghiera del corpo della polizia municipale di Agrigento. Emozionante per tutta la comunità e sono, soprattutto per me, offrire l'olio a San Gerlando, quanto dichiarato dal primo cittadino Francesco Miccichè. E San Gerlando è stato vescovo di questa chiesa, in un tempo sicuramente difficile, ma anche in un tempo di rinascita della chiesa, della città e della diocesi. E questo esalta la sua figura di pastore, di apostolo, di colui che ha messo tutta la sua vita, la sua testimonianza di fede per aiutare gli altri a riconquistare la fede e a ricostituire la comunità. E quindi è un esempio non solo luminoso, ma anche un esempio che passa i secoli e giunge fino a noi, perché abbiamo sempre bisogno di rifondare la nostra fede e di rinnovare le nostre comunità. In questo momento sempre la nostra preghiera è rivolta alla sua salute e ai momenti di difficoltà che sta vivendo, ed essendo questa una festa patronale imploriamo tutta l'intercessione di San Gerardo proprio perché il Santo Padre possa vivere bene queste ore e poter anche tornare al suo ministero. Oggi è San Gerlando, ci troviamo qui in cattedrale per la cerimonia e quest'anno toccherà ad Agrigento nell'offertorio portare l'olio santo qui davanti proprio l'urna di San Gerlando. Penso che è emozionante per tutti noi, anche io come primo cittadino che rappresento della città, mi crea non poca emozione. E ci sono anche i vigili urbani, ci sono tutte le autorità, e penso che così come ogni anno si rinnova questa cerimonia del nostro santo patrono. E la CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Alfonso Buscemi, interviene oggi sulle problematiche della mancanza dei parcheggi all'ospedale San Giovanni di Dio con una lettera aperta inviata al direttore generale dell'ASP, Capo 10, il servizio. La CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Alfonso Buscemi, interviene oggi sulla grave problematica
della mancanza dei parcheggi all'ospedale San Giovanni di Dio con una lettera aperta inviata al direttore generale Capodieci. A seguito di numerose segnalazioni da parte degli utenti che lamentano la difficoltà all'accesso all'ospedale San Giovanni di Dio, la nostra organizzazione ha monitorato l'afflusso delle macchine, con particolare attenzione alla fascia mattutina e durante le ore delle visite, registrando una situazione a dir poco insopportabile. I disagi causati dalla mancanza di parcheggi, afferma il segretario della CGIL, presso l'ospedale di Agrigento sono una problematica ricorrente. La carenza dei parcheggi genera a lungo attese e stress per i pazienti e i familiari che si trovano costretti a parcheggiare lontano dall'ospedale, creando ulteriori difficoltà specialmente per chi ha problemi di mobilità, costringendo gli stessi a recarsi in ospedale con 2 persone che lo accompagnino, uno che guida la macchina e l'altro che lo accompagna dentro l'ospedale. In passato diverse segnalazioni sono state fatte dalle organizzazioni sindacali come la nostra CGIL, da cittadini vari preoccupati per la situazione, chiedendo alle autorità locali e alla direzione dello stesso ospedale di intervenire per migliorare la situazione. Pertanto, continua la nota della CGIL, la soluzione non è più trascurabile né rinviabile, non meno problematica la situazione dei dipendenti che non trovando parcheggio vagano in cerca di fortuna perdendo tempo prezioso. Si segnala altresì che la lunga passerella con la scala mobile coperta da anni, rimasta incompleta, darebbe una civile risposta ai tanti malati costretti a una lunga camminata, spesso in carrozzina e sotto la pioggia, con conseguenza che si chiede di sapere le ragioni del cantiere bloccato da anni e cosa si stia facendo l'azienda per arrivare alla sua soluzione. La nota della CGIL, per via del suo segretario Buscemi, conclude dicendo: siamo certi che affronterà con tempestività la problematica esposta, trovando una soluzione. Intervento da Guinness presso l'ospedale di Canicattì, è stato impiantato un pacemaker ad un paziente che aveva 103 anni. Intervento da Guinness dei primati all'ospedale di Canicattì, impiantato un pacemaker a un paziente di 103 anni. Dopo l'impianto effettuato nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Canicattì lo scorso 28 novembre di un pacemaker, nella giornata di ieri è stata la volta della visita di controllo per un paziente di 103 anni residente nel comprensorio canicattinese. L'intervento è stato compiuto dal primario Luciano Sutera Sardo, che non si è mai sottratto a eseguire interventi di questo tipo anche a beneficio di pazienti ultracentenari o comunque molto anziani, perché anche loro hanno il pieno diritto a essere salvati e a continuare a vivere la loro vita a qualunque età siano giunti. Durante l'operazione di impianto, nonostante l'età molto avanzata del paziente, tutto era filato liscio. La visita di controllo nella giornata di ieri, effettuato direttamente dal dottor Sutera Sardo, ha confermato che non ci sono problemi per il pacemaker impiantato. All'esito della visita di controllo, l'anziano e i suoi figli erano contenti, tenuto conto che il pacemaker assicura una qualità della vita migliore al paziente prossimo al compimento dei 104 anni. L'unità operativa di cardiologia, ha commentato il primario, non è nuova di interventi del genere. Nel marzo dell'anno scorso hanno operato con successo una donna di 102 anni e l'intervento è stato un successo non soltanto del reparto ma dell'intero presidio ospedaliero Balone Lombardo, direttamente e egregiamente dal dottor Giuseppe Augello. Il nostro presidio ospedaliero è un punto di riferimento sicuro per la salute dei cittadini di tutto il vicinato territoriale e persino delle altre province, in primis quello di Caltanissetta. D'altronde, conclude il dottore Sutera Sardo, la direzione strategica dell'ASP di Agrigento, guidata dal direttore Giuseppe Capodieci, tiene in debita considerazione il nostro ospedale, impegnandosi efficacemente per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie dell'ospedale di Canicattì. Un boom di richieste per il reddito di povertà per il presidente della regione. Pensiamo ora al finanziamento di 10.000 famiglie al servizio. In appena 6 ore sono già oltre 1.500 le richieste presentate all'IRFIS per ottenere il contributo di solidarietà, la cui piattaforma è stata avviata alle 12 di ieri.
Al momento le stanze pervenute ammontano a circa 4,5 milioni di euro, con una media di circa 3.000 euro a famiglia, altre 5.000 invece le domande in bozza in attesa di essere inviate. Non si tratta di un click day, ma verrà stilata un'apposita graduatoria fino al prossimo 15 aprile. È un grande successo, afferma il presidente della regione Schifani, che ha fortemente voluto l'inserimento della misura nella legge di stabilità con uno stanziamento di 30 milioni di euro, visto che in poche ore sono stati oltre 10.000 gli accessi alla piattaforma digitale gestita dalla nostra finanziaria senza nessun problema. Dai primi dati pensiamo, continua Schifani, di poter andare incontro alle richieste di 10.000 famiglie siciliane che vivono in condizioni di difficoltà economiche, garantendo loro un sostegno immediato per affrontare le spese essenziali. Vogliamo fornire un aiuto tangibile alle persone più vulnerabili affinché nessuno si senta abbandonato in un momento così delicato. Procede quindi a gonfie vele, a pochi giorni dalla chiusura, anche l'altra misura gestita dall'IRFIS sull'abbattimento degli interessi sui mutui per le medie e piccole imprese siciliane, per il quale il governo ha stanziato 45 milioni di euro. Hanno già presentato le richieste a 5.700 aziende per un ammontare di 46,5 milioni di euro. C'è tempo fino al 4 marzo. Nei successivi 30 giorni avverrà l'istruttoria e in altri 30 l'erogazione delle risorse. Anche in questo caso, conclude Schifani, l'iniziativa messa in campo dal governo ha avuto un ottimo successo. Per fare crescere il PIL stiamo sostenendo gli investimenti e i consumi. In meno di un anno, tra contributo e solidarietà, mutui alle famiglie, alle imprese e credito al consumo, faremo un'iniezione di liquidità di circa 140 milioni di euro. Il consuntivo delle attività del presidente uscente del GAL Sicilia Centro Meridionale, onorevole Maria Grazia Brandara, in questo servizio. Uno degli ultimi atti del presidente del GAL Sicilia Centro Meridionale, Maria Grazia Brandara, ex sindaco di Naro, è stato quello di scrivere al ministro per l'ambiente Gilberto Picchetto Fratin. Al rappresentante del governo guidato da Giorgio Meloni sono state poste all'attenzione le difficoltà riscontrate da coloro i quali hanno ottenuto finanziamenti nel bando relativo a investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia e fonti rinnovabili, 13 decreti di finanziamento per un totale di 1.726.000 euro. In particolare i beneficiari lamentavano l'ipotesi di non poter dar seguito ai progetti approvati a causa delle lungaggini burocratiche e tecniche riscontrate dopo il ricevimento della comunicazione di e-distribuzione, la quale informava che l'allaccio degli impianti è subordinato all'esecuzione di lavori per i quali occorrerebbero addirittura 350 giorni, troppi visto che entro il prossimo 31 marzo devono completare gli interventi pena la decadenza del finanziamento stesso. Nel corso degli anni, sotto la presidenza di Maria Grazia Brandara, il GAL Sicilia Centro Meridionale, di cui fanno parte ben 13 comuni della provincia di Agrigento, sono stati tanti gli aiuti elargiti dal gruppo di azione locale a imprenditori del settore privato, ma anche agli enti pubblici, che hanno ottenuto finanziamenti per la realizzazione di opere con un solo obiettivo: fare crescere questa parte del nostro territorio. 2 milioni di euro, ad esempio, sono andati a 10 comuni della provincia socio partner del GAL SCM, cui andranno a realizzare opere all'interno dei loro territori. Si tratta dei comuni di Licata, Ravanusa, Castrofilippo, Grotte, Comitini, Favara, Palma di Montechiaro, Naro, Racalmuto e Camastra, che tramite i propri uffici tecnici hanno presentato progetti rispondendo al bando relativo alla costituzione di una rete di atelier multimediali della conoscenza che era stato pubblicato nei mesi addietro. Gli atelier multimediali della conoscenza sono dei centri museali multimediali per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale rurale del nostro territorio. Questi centri sono finalizzati alla diffusione e alla promozione delle eccellenze territoriali comunali, degli itinerari rurali e del patrimonio culturale, materiale e immateriale rurale. Nel loro insieme costituiranno la rete degli atelier multimediali della conoscenza del territorio Sicilia Centro Meridionale.
Sin dal mio insediamento alla presidenza, ha dichiarato Maria Grazia Brandara, con i vertici del GAL è stato tracciato un percorso ben definito a aiutare l'economia di questo territorio, delle imprese che operano nel privato, sino ad arrivare al pubblico, come in questo caso, i cui beneficiari sono direttamente i comuni che ne fanno parte. Oggi è arrivato il momento, conclude Maria Grazia Brandara, di passare alle consegne. Infatti nel corso del CDA appositamente convocato il GAL SCM provvederà a nominare il mio successore. È Antonio Sfamemi, il nuovo capo della squadra mobile di Palermo. Oggi è stato il questore Vito Calvino a presentare il funzionario alla città. Oggi a Palermo il questore Vito Calvino ha presentato il nuovo capo della squadra mobile del capoluogo. È Antonio Sfameni, funzionario di grande esperienza, tra l'altro diretto la squadra mobile di Catania. Sfameni dovrà confrontarsi con le emergenze che già da tempo hanno fatto venire meno la percezione di sicurezza in città. Mafia, crack, spaccate e baby gang tra le principali criticità. Spero praticamente di fare quanto di meglio io possa riuscire a fare. Sono assolutamente onorato e ringrazio naturalmente tutti, cioè dall'amministrazione, chiaramente al questore, all'autorità giudiziaria, con cui ovviamente collaboreremo, che poi questo è il nostro compito istituzionale. E credetemi, per me a livello proprio personalissimo è una grandissima emozione già entrare qui in quella che per me è ovviamente una struttura storica, mitica. Io poi ci ho militato in altre diciamo, circostanze, periodi della mia vita professionale, peraltro in altre qualifiche. Gli obiettivi, le voglio dire, li fisseremo magari d'intesa con l'autorità giudiziaria e chiaramente con l'autorità di pubblica sicurezza, che è il questore ovviamente di Palermo, e poi naturalmente sulle indicazioni della prefettura e tutto ciò che sarà ovviamente necessario. Il crack è assolutamente diciamo, la droga del momento. Naturalmente, come sapete, è come dire, la cocaina cucinata e comunque può essere fatta e ricavata in un modo abbastanza semplice. Ha un costo più contenuto naturalmente di alcune droghe, in particolare la cocaina, e per adesso ha una diffusione diciamo non indifferente. È chiaro che queste emergenze ci sono e ci sono state da varie attività investigative a tutti i livelli e anche in più province, non solo in quella palermitana ma anche in altre zone d'Italia. In città c'è una percezione di insicurezza dovuta alle tante spaccate, ritornando anche alle baby gang. Sì, naturalmente, come dire, il furto, soprattutto col metodo, se così vogliamo dire, della spaccata, è certamente un'emergenza. Chiaramente, voglio dire, considerate anche il fatto che per esempio i sistemi di protezione passiva, le telecamere e quant'altro aiutano, ma aiutano fino a un certo punto, perché poi, voglio dire, come dire, una macchina lanciata a tutta velocità da gente che vi posso dire mascherata o addirittura con i guanti, poi chiaramente c'è una difficoltà di individuarli, però comunque vi assicuro che diciamo più che una gang giovanile questa è più considerata e considerabile da professionisti. E si terrà il prossimo 1° marzo presso il Grand Hotel Mosè il convegno sul tema Lavoro più cultura uguale sviluppo e legalità, organizzato dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro di Agrigento. Abbiamo intervistato il console provinciale Giuseppe Migliore. Giorno 1 marzo la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Consolato Provinciale di Agrigento, organizza un interessante convegno dal tema Lavoro, cultura, sviluppo e legalità, un appuntamento fisso che non poteva mancare. Sicuramente, come il colibrì che porta una goccia d'acqua sorvolando su un bosco che sta incendiando, anche noi vogliamo fare la nostra parte per dare un contributo al territorio, portando in auge quella che è la realtà storica, culturale e artistica della nostra provincia. Questo è un impegno che abbiamo assunto con la federazione, e perché riteniamo che lavoro più sviluppo, lavoro più cultura porteranno sicuramente la dispersione di quella che è l'illegalità, poiché chi lavora ha una dignità e ha anche le possibilità economiche di potersi gestire, sicuramente può scansare quello che è il rischio dell'illegalità. È chiaro che tutto questo va
inserito in un ampio programma che Agrigento, Capitale della Cultura 2025, sta diffondendo, e noi vogliamo fare la nostra parte. Ecco, ricordiamo dov'è l'evento, e l'evento durerà tutto il giorno in 2 fasi di lavoro. Sì, la prima fase è indirizzata ai temi che lei ha citato in precedenza, la seconda è riservata ai lavori interni della Federazione Nazionale e sarà tenuta il 1° marzo al Grand Hotel Mosè, Villaggio Mosè, e chiunque è aperto a tutti i cittadini che vogliono partecipare. E si è svolta oggi la 42esima marcia antimafia a Bagheria Casteldarci. A corteo promosso dal Centro Pio La Torre hanno aderito i rappresentanti del mondo istituzionale, associativo, scolastico e sindacale, i comuni del comprensorio e la Commissione regionale antimafia, il servizio da Palermo. Il paradosso è che la mafia nel momento in cui ha commesso le stragi ha esercitato anche la sua disperazione, perché era il momento più alto dello scontro, il momento in cui comunque temeva la reazione forte dello Stato. Oggi la mafia torna silente ma operativa. Le nostre città sono sotto il dominio del traffico degli stupefacenti, che è controllato da Cosa Nostra. Il nostro sistema economico è sottoposto ad attività estorsive, persino, come dire, la gente comune con il famoso cavallo di ritorno subisce un furto, la macchina, un motorino, e gli si chiede il pizzo per restituirlo. Quindi oggi la mafia è fortemente radicata e soprattutto sta cercando di ricostruire un terreno di ricostruzione di un'immagine positiva. Oggi facciamo memoria, qui ci sono i giovani, ma c'è anche gente che ha partecipato alla prima marcia antimafia, avendo la consapevolezza che la mafia è composta da uomini e si adatta secondo i tempi. Oggi è la presa di coscienza di quello che è stato nel 1983, che ricordo bene, dicevi, il triangolo della morte in quel periodo, Casteldaccia, Bagheria e Altavilla, dove in pochi giorni sono morte decine di persone uccise dalla mafia. È necessario, diciamo, mettere insieme tutte quelle forze sane di un territorio, a partire dalle istituzioni, ma vorrei dire anche e soprattutto i soggetti privati oltre ai soggetti pubblici, che sono in condizione di investire in maniera sana sui territori e che sono capaci di produrre risultati. È necessario che le amministrazioni informino tutto il loro lavoro al dominio della trasparenza e della legalità, che resta un prerequisito dopo l'approccio con legalità e con trasparenza. Una pubblica amministrazione deve saper fare e deve saper collegarsi al territorio. Il problema mafia parte dalla coscienza, non parte solo dalla repressione. La repressione è il fatto che lo Stato intervenga ora di più contro i mafiosi, questo è un fatto positivissimo, ma è nella coscienza delle persone che deve cambiare questa reazione, perché la mafia è stato uno dei nodi del nostro sottosviluppo, perché ci ha costretti, ecco, a un'economia che è impastata anche con il legame con la politica. Siamo 40 associazioni che hanno aderito, tra comuni, chiese, associazioni culturali, associazioni antimafia e così via. Quindi l'antimafia ha fatto un grande passo avanti. Ha sconfitto la mafia stragista, ma non tutta la mafia, che uccide, continua a uccidere con la droga, con la repressione, con l'estorsione, con mettere in discussione il sistema democratico del Paese e la libertà dei cittadini. Linea alla regia per la pubblicità. È presentato lo scorso 22 febbraio il libro del businessman agrigentino Gio Castellano per una vera storia del Nero d'Avola presso i locali della Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto. L'intervista di Nicola Giangreco. Gio Castellano, un convegno sul Nero d'Avola a Racalmuto che ha sinceramente il suo intenso significato, perché c'è un legame tra Gio Castellano e Racalmuto. C'è tutta la mia vita in pratica, sono cresciuto tutte le mie estati in Contrada Noce di Racalmuto, ho vissuto tantissimo a Racalmuto,
grazie anche al professore Rizzo, a Carmelino Rizzo, a tutta la famiglia Rizzo, e poi ovviamente tutto il periodo meraviglioso di tutti gli amici della Noce, incluso ovviamente il grande Leonardo Sciascia. Qual è stato il rapporto con lo scrittore Sciascia? Il rapporto è stato fantastico, molto intenso soprattutto, addirittura avevamo avuto l'idea, io mandai una sorta di bozza di un primo capitolo di un libro che stavo proponendo, di un romanzo surrealista che piacque moltissimo a Sciascia, poi ovviamente i tempi e il momento di Sciascia purtroppo che stiede malissimo a livello fisico ci fermò quel romanzo, ma ovviamente spero un giorno di continuare anche quest'altro nuovo libro dedicato proprio a Leonardo Sciascia. Per concludere, che rapporto aveva Sciascia con il vino? Il rapporto era strano, ecco, dico questo, perché lui era astemio, partiamo da qui, era astemio, però apprezzava chi voleva sapere di vino e soprattutto ogni anno faceva fare una piccola botte per personale nella sua cantina antica, dove aveva i suoi piccoli 300 litri di vino, che magari poi finiva in ageto verso marzo-aprile, però ci doveva essere questa piccola botte. I fratelli pasticceri Giovanni e Venerino Mangione nella giornata di ieri a Caltanissetta hanno ricevuto l'attestato che certifica il primato mondiale per il torrone più lungo del mondo, 1004 metri, realizzato a Mazzarino il 18 settembre del 2019, e per il cannolo di 21 metri e 43 centimetri che i pastry chef hanno prodotto a Caltanissetta l'11 settembre del 2022. È stata un'impresa emozionante, ha affermato il pastry chef Giovanni Mangione, lavorare insieme a tanti altri colleghi per creare questi due dolci da Guinness, grazie al maestro Lillo De Fraia che ci coinvolge sempre nelle iniziative che promuove. José Curá, grande tenore argentino, si esibirà per la prima volta al Teatro Pirandello in una sua performance. Accanto a lui il soprano giapponese Riko Sumiyoshi, accompagnato dal pianista Stefano Salvatori, il prossimo sabato sera. Sentiamo lo stesso tenore intervistato. José Curá, sfondo Tempio della Concordia, siamo per la prima volta ad Agrigento, per la prima volta al Teatro Pirandello. Che cosa significa per te? Beh, per il momento tutto da scoprire evidentemente, ma non soltanto la prima volta, ma la primissima assoluta volta, le prime ore, perché sono arrivato ieri sera tardissimo, mi sono svegliato stamane, ho aperto la finestra e ho visto questa roba di fronte, credevo di svenire, e quindi inizia la scoperta, soprattutto inizia in questo momento la scoperta, poi da domani o da dopodomani inizieremo a collegarci col fattore concerto e tutto quello che implica, nel senso contare col pubblico, raccontare delle storie al pubblico, fare capire quello che stiamo facendo, eccetera, eccetera. Ma prima ci vuole questo momento di flirt con questo posto meraviglioso al quale arrivo per la prima volta. Quindi sabato sera al Teatro Pirandello, che spettacolo vedremo? Allora, lo spettacolo al Pirandello è condiviso con una collega, quindi io parlerò soltanto dalla parte mia, vedrete uno spettacolo intimista, uno spettacolo non normale, nel senso non ci sarà il solito tenore accanto al pianoforte con la manina sul pianoforte e l'altra manina così, ma ci sarà una persona della mia età, 62, qua lo dico, qua lo nego, seduto col pianista, fare musica insieme. Io direi, fate conto che il concerto di sabato è tutta una grande famiglia di pubblico attorno al focolare, dove un giuglare vi canterà delle bellissime melodie e vi racconterà delle bellissime storie. Passiamo alle notizie che interessano il mondo dello sport. Protestano
I tifosi dell'Akragas della Curva Sud, che domenica in occasione della partita con la Cirreale non entreranno allo stadio e fino al termine della stagione in aperta contestazione con la società. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Vibrante protesta dei tifosi biancazzurri della Curva Sud, che domenica prossima, in occasione della delicatissima sfida salvezza contro il Città di Acireale, diserteranno il proprio settore in aperta contestazione con la società. Nella serata di martedì scorso, infatti, hanno inviato un comunicato stampa. Si legge: non entreremo allo stadio sino alla fine della stagione. Sancisce il comunicato con toni durissimi, accompagnato da un invito a tutti i tifosi di seguire l'esempio e lasciare la società da sola nella speranza di una svolta. La protesta non si esaurisce in un semplice boicottaggio, infatti gli Ultras hanno organizzato una mobilitazione per domenica 2 marzo alle 14:30 davanti alla Curva Sud dello Stadio Seneto, appuntamento con sciarpe e bandiere per una mobilitazione a sostegno e difesa della nostra Akragas. Così continua a leggere nel comunicato. Se sei vero acragantino non puoi mancare. Intanto la squadra continua ad allenarsi regolarmente in previsione della sfida contro il Città di Acireale. Intanto nel campionato di promozione Girone C, Mauro Miciche è il nuovo allenatore dell'Aragona, club che partecipa al campionato di promozione Girone C. Sostituisce il dimissionario Angelo Mercante e nella giornata di martedì 25 febbraio è stato presentato ufficialmente alla stampa dal presidente Luigi Monreale e dal DS Luigi Di Benedetto. Un passato da ottimo calciatore, Mauro Miciche ha allenato diverse squadre della provincia come Agrigentina, Casteltermini, Canicattì ed altre ancora. E Mauro Miciche, il nuovo allenatore dell'Aragona Calcio che partecipa al campionato di promozione Girone C, sostituisce il dimissionario Angelo Marcante, presentato ufficialmente alla stampa. Vediamo uno stralcio della conferenza stampa. Allora, dicevo buonasera a tutti, ho qui il piacere di presentare il nuovo allenatore dell'Aragona, che è qui con me Mauro Miciche, buonasera, al quale naturalmente facciamo i migliori auguri di un buon lavoro per questo finale di stagione. Accanto a me c'è anche il direttore sportivo Luigi Di Benedetto, che ringrazio anch'esso per la presenza. Io prima di lasciare la parola ai due diretti interessati volevo fare un attimo un recap di quello che è stato, diciamo, un po' il trascorso dell'Aragona Calcio. Io ricordo che siamo partiti il 5 agosto del 24 per questa nuova avventura del campionato di promozione, da dove, ricordo, mancavamo da oltre 10 anni. Ho preso il timone di questa società nella stagione 2021, possiamo dire dalle ceneri, perché era da più di 5 anni che ad Aragona non si faceva più calcio. Ricordo quell'estate torrida del 2020, allorquando il compianto Tonino mi chiese di ricostruire il club, che in quel momento non c'era nulla, non aveva una casacca, non aveva un pallone, non aveva un progetto. Con l'aiuto di alcuni amici che voglio citare, Pietro Rizzo, Gerlando Montana, Carmelo Zammuto, Piero Cimino, Luigi Di Benedetto, Filippo Splio e qualche altro, ci siamo messi al lavoro e ci siamo dati un obiettivo. L'obiettivo era quello di traguardare il campionato alla promozione in 5 anni e naturalmente il coinvolgimento dell'intera città di Aragona nel nostro progetto sportivo. Ebbene, la promozione è arrivata in 3 anni e la città ha risposto alla grande. Pensate che quest'anno registriamo una capienza media di spettatori di 700 persone a partita. E io credo che per una comunità che conta poco più di 8.000 anime, riuscire a portare la domenica 700 persone è veramente un traguardo straordinario. Ma l'Aragona non è soltanto una squadra di calcio, l'Aragona ormai è diventata quasi uno stile di vita. Il Totorusso oggi aggrega decine di bambini, di famiglie, c'è posto anche per i meno fortunati la domenica. Le nostre attività non si fermano soltanto alla prima squadra.
Abbiamo un settore giovanile importante, quest'anno stiamo partecipando ai tornei TCC con le formazioni esordienti giovanissime negli juniores. Grazie all'impegno dei tecnici quali il professore Caltagirone, Nino Zammuto e Filippo Sprio. Abbiamo molto caro il tema dell'inclusione, parola pronunciata da molti ma di fatto praticata da pochi. Oltre 10 ragazzi extracomunitari che alloggiano nelle case famiglie della nostra città sono dei nostri tesserati e giocano regolarmente nella formazione juniores. Stiamo lanciando il progetto Ragazze con i tacchetti per dare la possibilità anche alle ragazzine di cimentarsi in questa disciplina sportiva. A breve vi daremo info su come intendiamo strutturare questo progetto insieme al mister Nino Zammuto, che ringrazio per la disponibilità. Nel mese di aprile il nostro stadio ospiterà il torneo delle regioni, evento storico che accade una volta ogni 20 anni. Aragona, insieme al Bruncoleri di Favara e al Dino Liotta Delicata, sono stati scelti tra le migliori strutture per poter ospitare ragazzi provenienti da tutta Italia, e questa è una vetrina importante per il nostro territorio. Tornando al tema di oggi, siamo felici che Mauro abbia accettato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra e lo ringrazio perché mi rendo conto che non era semplice accettare un incarico o una responsabilità a soltanto 5 giornate dal termine. Però vorrei anche ancora una volta ringraziare lo straordinario lavoro che ha fatto il mister Mercante, perché io non dimentico quanto di buono lui ha fatto per la nostra squadra di calcio e per la città di Aragona. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.